Salve, salve, benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con Reni Retro. E niente, cosa dobbiamo fare quest'oggi? Benvenuti. Allora, oggi è martedì 13 gennaio 2026, sono le ore 11:54. Vi avevo detto ieri appunto che avremmo dato un'occhiata al QQ della Disney. Allora, questo oggetto è uscito un bel po' di anni fa, parecchi anni fa. Era a fascicoli bisettimanali, ogni 2 settimane usciva un fascicolo e il prezzo totale di questo QQ alla fine era abbastanza ingente. Però gli ultimi numeri, e noi lo compravamo presso l'edicola, non avevamo fatto l'abbonamento e diciamo gli ultimi numeri di questo QQ non ci arrivarono e quindi li comprammo poi come arretrati, soltanto che con i ritardi e con le cose arrivarono parecchio tempo dopo, addirittura mesi dopo che noi li acquistammo tramite internet sul sito proprio della collana dove uscì la collana. Allora, un attimino solo che volevo fare una cosa qui col cellulare e poi possiamo tranquillamente. Allora, non ci sto capendo niente. Home, ok, perfetto. Ok, e quindi niente. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. E volevo farvi vedere, con mia moglie avevamo provato questo tanti anni fa. Questo è tanti anni che sta fermo da una parte in un angolo della casa, in attesa che fosse finito di montare o di situazioni migliori, insomma. E ieri ve l'avevo fatto vedere che stava qui sullo sfondo. Quest'oggi invece, quest'oggi ve lo faccio proprio vedere e proviamo a capire i problemi quali sono. Allora, innanzitutto bisogna dire che questo QQ è ricchissimo di personaggi. Voi, allora, vi faccio vedere innanzitutto come dovrebbe venire perché veniva dato un poster, eccolo, di come viene questo QQ una volta appeso al muro. Guardate. Allora, io i pezzi ce li ho tutti, ce li ho tutti, guardate, per esempio questo è Pluto che va appeso, vedete? Tra l'altro pesa pure questo, quindi bisognerà metterci due bei ganci perché pesa parecchio tutto l'ambaradam. Guardate, nonno bassotto, nonno bassotto, vedete? Ok, poi vi faccio vedere Amelia, vedete? Tutti i personaggi, tutti in 3D, poi bellissimi, tutti i personaggi. Poi magari vi faccio vedere tutti questi altri che sono ancora imballati, guardate, Minnie, mettiamo qua, poi qui ce n'ho tanti, Topolino, ovviamente c'è Minnie, non può mancare Topolino, guardate che spettacolo Topolino. Ok, noi lo comprammo proprio all'epoca quando uscì questo, Oh, vi faccio vedere, oh, guardate, questo è il kit completo dell'orologio, che tra l'altro è un doppione perché lì l'orologio già è montato, poi ve lo faccio vedere. E queste sono le braccia di Topolino. Questo l'avremmo preso come doppione nel caso che si rompeva durante il montaggio, sicuro. E lo poggiamo qua anche questo. Guardate, un altro bassotto 167761, eccolo, vedete ancora imballati? Un po' pieni di polvere, però diciamo che allora, guardate, ci sono proprio tutti i personaggi qua di Topolini,
Questi poi vanno tutti sballati e montati all'interno di questo cucù, che poi vi faccio vedere, che è complessissimo. Questi sono tutti pezzi che vanno ancora montati, guardate. Questi sono dei pezzi che vanno ancora montati. Sono delle modenature, Sono delle modenature di plastica. Poi vedete anche qui ci sono altri, questi sono dei pezzi di plastica. Questo è sicuramente, non può essere il pezzo sotto, non può essere il pezzo posteriore perché è di legno, quello è il pezzo che va sotto. Ah, un altro è identico, quindi un altro pezzo che va sotto, vedete? Qua ci vanno appese quelle catenelle che vi ho fatto vedere, ok? Incredibile. Ah, vedete, questi sono i doppioni perché qualche numero l'abbiamo preso doppio per questo qua, ok. Guardate tutti gli altri personaggi. Allora, qui addirittura ci sono gli stop con cui appenderlo al muro. Guardate che animate stop, ok. Trudy, vedete? Guardate che spettacolo. Salve Max, come si va? Buongiorno. Ieri avevo detto che avrei fatto vedere questo cucù. Questo sicuramente non fa parte del cucù, non lo so. Ci sarà andato a finire perché questo è una botte. Può darsi pure che fa parte del cucù. Boh. Comunque, questa vedete è una modenatura di qualche finestra. Ah, eccola, quella che va qua. Guardate, pure le modenature singolarmente venivano vendute, E questa va al laterale qua, ma dopo ce la mettiamo. Guardate, questo dovrebbe essere Orazio. Guardate. Tutti ancora imballati questi personaggi, stanno lì da 10 anni, boh, una decina d'anni sicuro. Il mio personaggio Disney preferito. Eccolo. È lui, Donald Duck. In Italia Paperino. Vedete? Donald Duck. Grande Paperino. Allora, mettiamolo qua. Eta Beta e Zio Paperone vi faccio vedere, guardate. Zio Paperone, Eta Beta. Eta Beta sempre sorridente, giustamente. Vedete? E guardate Zio Paperone. Uno spettacolo. No, e questo bisognerà farlo funzionare a tutti i costi. Con tutti. Ah, guardate, qui ovviamente non poteva mancare. Questo è un altro pezzo sempre del cucù. Questo è il pendolo, quello che poi si andrà a muovere. Essendo un orologio a cucù doveva avere per forza il pendolo. E questo è il pendolo. Ovviamente ricorda Mickey Mouse. Oh, è soltanto un po' sporco, non è che si è rovinato nel tempo, è solo un po' pieno di polvere, vedete? Basta fare così e ritorna nuovo. Ma questo, boh, ci avrà 15 anni, non lo so quando uscì. Poi dopo se vogliamo lo andiamo a cercare quando uscì, vedete? Gastone, Gastone Paperone, ovviamente col suo quadrifoglio, mazzo di quadrifogli, poi non è che dice ne trovo solo uno. Gastone c'ha un mazzo di quadrifogli, dice io so Gastone. E metti a fuoco, niente, non mette a fuoco, vabbè. Andiamo avanti, guardate quanti ne sono di personaggi, ve li volevo far vedere appunto tutti. Ecco,
Pico de Paperis, eccolo, vedete? Il dottor professor Pico de Paperis. Ovviamente a mezzo busto perché questo andrà attaccato da qualche parte, magari esce da qualche finestra, eccetera, quindi era necessario farlo così. Nonna Papera, eccola qui, eccola, Nonna Papera, vedete? Tutti da montare qui dentro. Che spettacolo. Allora, che spettacolo, pieno di personaggi questo cucù, perché poi vi faccio vedere da davanti che qui già ci stanno pure già montati una marea di personaggi, perché lo ripeto, lo avevamo quasi montato totalmente, vedete? Guardate che spettacolo. Questo o si monta o si vende. Ho visto che pure smontato eccetera lo vendono a 300 euro sto coso, quindi il valore funzionante è di oltre 800 euro di questo QQ completo e funzionante, quindi ma non è tanto per il valore commerciale, perché chi se ne frega del valore commerciale, tanto i soldi già l'abbiamo spesi, basettoni, questo, eccolo qua. Ok, poi guardate come vi davano le viti, ora vi faccio vedere perché era una cosa molto molto seria, fatta molto molto bene, vedete le viti tutte separate, ogni vite nel suo alloggiamento, perché ogni vite ha la sua grandezza, ok? Quindi questo è il QQ Disney, quindi queste sono tutte le viti che ancora ce l'abbiamo. Poi io ovviamente come vedete ho anche la scatola, questo è il trasformatore che vi davano, che sta lì, lo vedete qua, eccolo, questo è il trasformatore, che è un trasformatore generico della Winner, vedete? Un trasformatore variabile della Winner, e vi davano questo che serviva più che altro per caricare le batterie che stanno dentro al QQ. Allora adesso questo, visto che pesa, oh, qui ci stanno dei pezzi della staccionata che si sono rotti, ma tanto visto che ce ne ho doppi, tripli, ce li ho di riserva. Guardate, questi sono pezzi della staccionata e qui dietro, vedete? Mi si è rotto uno di questi, ma ce li ho tutti. Quelli che si sono rotti, eccoci qua. Come vedete ce li ho i piruletti rotti. Eccoli qua. I piruletti rotti. Allora, cacciavitino, la botte che non so neanche se è di qua. Allora, è arrivato il momento di farvelo vedere più nel dettaglio, se siete interessati, insomma, vabbè, poi vedremo. Allora, guardate che è una complessità questo coso, e poi pesa una cifra. Allora, guardate da vicino, qui sotto c'è Topolino che vi dà l'ora, ok? Qui questo si muove tutto, qui c'è il personaggio che esce e entra dalla porta, qui ci sono qua, e ora vi faccio vedere pure la complessità da che cosa è data, vedete poi qui c'è la campana, vedete lì ci manca la modenatura, ce l'ho lì, l'ho fatta vedere prima. Allora, adesso lo riprendo, ve lo faccio vedere da dietro. Guardate quanti motori ha questo QQ. Questo è visto dentro. Guardate che intruglio dei fili. Vedete tutti i motori? Quindi sono tutti motori ed è completamente motorizzato, e voi non avete visto neanche il motore che fa muovere quest'albero come vi ho detto ieri, e fa muovere
Allora, ve lo faccio vedere così. Vedete qui questo ovale? Qui su questi spuntoni che escono vanno messi dei personaggi che vanno a giro qui, si muovono con il passare del tempo, passeggiano per il giardino. Questo è l'albero che vi ho fatto vedere ieri a forma di topolino, e questo è il cucù che pesa, veramente pesa. Quindi questo poi una volta che funziona bisogna pure appenderlo bene, se no se ne cade. Allora, andiamo a vederlo sotto. Guardate sotto che macello. Allora, qui c'è il pacco batterie, vedete? Che ovviamente è quello che non fa funzionare in tubo, perché le connessioni sono state fatte tutte correttamente. Cioè noi abbiamo seguito tutte le istruzioni, solo che si muoveva per poco tempo e poi moriva, con tutto che lasciava in carica questo pacco batterie per un sacco di tempo, niente, praticamente. Allora, andiamo ad aprire, vediamo, io non mi ricordo più, adesso è ovvio non mi ricordo più perché è passato un sacco di tempo, però io voglio vedere innanzitutto se... Allora, la virarella l'abbiamo svidata, io, siccome questa plastica ormai... Vabbè, no, questo... Allora, il coperchietto si leva, se si levano una... Il coperchietto già dovrebbe venire via, solo levando quella. No. Allora, vediamo un po'. Guardate tutti questi fili qua. Questi fili qua devono essere tutti attaccati così perché portano il segnale a tutto, a tutto il cucù. Allora, io volevo aprire sto sportellino qua perché qui sotto c'è quel maledetto pacco batterie che non si carica. Allora io ho levato la virarella ed in teoria, ecco, oh, qua c'è sia una batteria normale, che questa, vabbè, questa sarà da cambiare, e questa è la batteria tampone, quella che negli orologi è la batteria quella piatta tonda. Questa serve solo per mantenere l'ora, ok? Quindi questa mantiene l'ora, e quello che non va è questo pacco batterie, che tanto noi non lo ricostruiremo, però devo andarlo a staccare dove sta attaccato, che dovrebbe essere questo. Caspita, se pure è staccato un filo qua, mannaggia. Allora, comunque sono tutti cotti sti fili, mamma mia, ma come le facevano le cose, oh, mamma mia. Caspita, se mi si è rotto quel filo comincia a diventare un problema. Sì, era questa, ok. Oh, questo è il pacco batterie incriminato, ed è un pacco batterie, vediamo se mette a fuoco, non gli vale, mette a fuoco, vediamo se mi mette a fuoco la mano. Sì, l'ho fregato. Ni MH 1000 mAh 6 volts, quindi si può fare tranquillamente questo. Cioè, a parte che si troverà sicuramente, porca la miseria, qui però mi si è staccato sto filetto, linea e neutro. Vabbè, tanto è facile, questo basta risaldarlo qui dentro. Vedete, questo è un connettore normalissimo, si è staccato questo filo nero, vedete, ma il connettore è a solo due poli, quindi vedete, è un connettore a due poli,
e al centro non c'è niente, quindi stavano uno a destra e uno a sinistra. Quindi tutto l'ambaradam è questo da cambiare. Ok, allora adesso che lo so, lo lasciamo qua, messo qua. Allora, questo altro lo rimettiamo, vedete? E quindi poi c'è da comprare anche una mezza torcia, quella non deve essere ricaricabile. Ok? Vabbè, ce la appuntiamo la vite, tanto no, assolutamente non è un problema la vite. Allora, questo sicuramente l'avevo messi io tutti legati, questi cavi, perché magari erano pure troppo lunghi, e li leghiamo di nuovo. Leghiamoli di nuovo. Allora, tanto faccio tutta una cosa un po' momentanea. Ok, questa è la finestra che adesso andiamo a mettere dove si è tolta, eh? Allora, tiriamolo su. Ok, questa si è tolta qui e la andiamo a mettere. Sì, tanto lì si muove il pezzo dentro. Allora, come voglio, sicuramente qui dentro ci manca qualcosa. Ai 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 ai. Allora, tutto quanto è comandato da qui lateralmente, c'è un diodo LED e poi ci sono delle impostazioni qui degli switch e dei pulsanti, ci sono due pulsanti e due switch, va bene, ma poi quando funzionerà tutto, allora, qua sembra che va tutto bene, volevo vedere che cosa mancava, perché secondo me, vedete qui ho altre modenature, perché mo non ce l'ho diciamo, l'istruzione su come montarlo, praticamente è solo qua dietro a sto punto, vedete, Disney QQ, il QQ della Disney. Costruisci il tuo QQ. Allora, andiamo a vedere, quello è il meccanismo dell'orologio. Io voglio vedere quelle modenature. Popom, popom. Quello è il tetto. Madre. È come da Ikea. È come la roba da Ikea, però qui fortunatamente mia moglie e io ci abbiamo già messo le mani. Questo legnetto qua, non ho idea di dove va. Alcuni pezzi sono doppi però, ricordiamocelo. Perché le modenature io vedo che già ci sono, sia qua, qua. Guardate, questo è un pezzo di legno unico, vedete? Con addirittura questo sembra proprio per il pendolo. Po, 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 po. Po, 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 po. Vediamo se va sotto questo. Allora, vediamo. Qua non ce n'è traccia, eccolo. No, 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 no. Questo non è il pendolo, mortangolieri. Questo serve per appenderlo al muro. Caspiterina. Allora, guardate, per appenderlo al muro ti danno questo pezzo di legno, guardate quanto è grosso. È alto ed è lungo per tutto. E poi vi danno questi pezzi di metallo, vedete, sono un po' rovinati, ma tanto questi non fa niente, l'importante è che resistono ancora.
e che va messo qua dietro, che poi sarebbe, vedete, questo è lo sportello posteriore del cucù, vedete? Questi vanno internamente, questi pezzi, quindi va messo qui a chiudere. Vi faccio vedere meglio, mi metto a favore di telecamera. Guardate, questo va messo qui per chiudere tutto, tutte i viti intorno, pieno di viti, e poi questo, da quello che ho capito, va messo qua, perché ci sono e corrispondono anche i buchi. Va messo qua, in modo che fa pure da spessore, vedete? Questo fa pure da spessore, e poi questo pezzo qui si appende al muro. Mazza che spettacolo! E infatti le viti vengono messe da dentro in modo che da fuori non si vede niente. Vedete, ci sono 6 buchi qui e ci sono 6 buchi anche qui, e quindi cioè è per forza che va così, vedete? Ok, quindi questo l'abbiamo capito bene 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 bene. Questa è una copia di quello, va bene, quindi ce l'abbiamo doppio. Allora, io stavo pensando a come procedere. La parte sotto è l'ultima che va messa, perché poi praticamente una volta che funziona tutto, la parte sotto non si può più appoggiare il cucù come l'ho appoggiato io adesso. Allora, quindi la parte sotto è l'ultima che va messa. Fortunatamente noi non avevamo usato colle e quindi qui si regge tutto così. Ok, allora i 3 piruletti li metto qui dentro, 1, 2 e 3. Qua bisognerà metterci un po' di colla. Allora, c'ho le vitarelle. Allora, quello tanto va attaccato di sotto, il pacco batterie. Qui mi sembra che sta tutto attaccato bene, tranne questo che non ho idea che cosa sia. Questo bisognerebbe andare a vedere sulle istruzioni questo che cos'è. Ah, no, questo va lì. Questo. Eh, questo sicuramente ah, vedi, là c'ho dove va il pendolo. Si vede dove va il pendolo. Bene, 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 no, si può realizzare tranquillamente. Oh, ah, figurati. Quello gira, ma se è tutto attaccato a un unico motore che fa muovere tutto, pensa un po'. Queste si dovrebbero chiudere anche le ante qua e qua, sì. Qua sono 3 motori, qua c'è un altro motore, anche se mi sembra un po' storto, però bah, forse andava già così, perché questo è stato montato tutto quanto seguendo l'ordine poi. Ok, secondo me questo si può già chiudere qua. L'unico problema è questo qua che non riesco a capire che pezzo è. Qua è come un contenitore per qualcosa, non riesco a capire cosa però. Guardate, ve lo faccio vedere, ma non riesco a capire questo pezzettino marrone.
mi riferisco a questo qua. Guardate, ci arrivano due cavetti, uno nero e uno bianco, e però ci sono dei contatti e quindi quello deve fare contatto da qualche parte. È come se fosse una chiusura di un circuito. Quindi questo va messo da qualche parte perché deve far chiudere il circuito. Senza di questo magari non funziona niente. Allora, purtroppo l'istruzione, come vi ho detto, non la trovo più, non ce l'ho più. Allora, guarda, questa è la pubblicità un po' rovinata, prende al tempo. Disney QQ, guardate. Però, quello deve andare da qualche parte. Stavo cercando di capire dove va. Perché sicuramente va da qualche parte a chiudere un contatto. Quel contatto deve essere chiuso e magari parte qualcosa, qualche animazione, qualche... Allora, mo vado a vedere sotto, a meno che non si è staccato. Buona Biro! Non si è staccato. Allora, andiamo, corrigiamolo e vediamo se si è staccato da sotto. Allora, no, qui sotto non mi pare, qui va tutto bene. Buona Biro, shh, basta, basta. Allora, qui sotto non mi pare. Potrebbe anche essere per esempio un fine corsa del pendolo, che quando fa contatto torna indietro. Eh, senza quello sinceramente non so se... Allora, questo qui, guardate la piattina, sembra una piattina Ide, piena di cavetti, per mandare poi tutto quanto qui che fa muovere pure l'albero, come vi ho detto. Qua c'è il neutro, e vabbè. Pieno di cavetti, sperando che ancora funzionano tutti i cavi, Allora, quindi adesso l'unica cosa che devo fare è acquistare quel pacco batterie e poi devo capire dove va messo il pezzo marrone del QQ. Allora, quel pezzo marrone io non lo vedo dove va e non mi ritrovo neanche altri pezzi meccanici o elettromeccanici da attaccare perché ho soltanto tutti i personaggi da mettere qua, ma non c'ho altro, quindi quello non può far parte di una parte meccanica o elettromeccanica, è sicuro. Allora, va bene, quindi lì basterebbe aprire quello e metterlo, questo lo lasciamo così. Qui bisogna stare attenti che non si rompono qualche filo e io sono sicuro che poi questo QQ funziona perfettamente, solo che a questo punto io prima di chiuderlo a questo punto compro il pacco batterie e facciamo il test. Vedete questo pacco batterie che non si ricarica più, lo faccio rivedere, pacco batterie, metto la mano così mi metto a fuoco, non mi mette a fuoco, vabbè, NIMH 1000 mAh
che poi non ho idea neanche di quanto possa durare un pacco batterie piccolino, così, perché 1000 mAh per muovere tutti quei motori. Oh, sta telecamera devo capire come gestisce la messa a fuoco. Vabbè, con Windows 7, con i driver compatibili, ma che mi aspetto. Allora, bene, bene, bene. Diciamo che è stato proficuo tutto quanto, perché ho visto che i pezzi ci sono tutti, innanzitutto. Non manca tantissimo al montaggio perché ci sono 3, 3, 6, 6, 9, 12 viti per la parte posteriore, poi ce ne sono altre 3, 3, 6 per la parte sottostante, 6 viti, attacco il pacco batterie, metto in carica e poi vanno messi solo tutti i personaggi e poi bisognerà. Vabbè, devo ripararmi questo steccato qui, che questo lo riparo tranquillamente con un po' d'attack. Vedete lo steccato? Tra l'altro c'ho pure questo e questo che sono in più. Questo e questo sono sani, sono nuovi. Vedete? Già con tutti i perni e tutto quanto. Se non dovessero bastare, insomma, perché qui ce ne vanno, ne sa 4, 1, 2, 3. Ci sono questi che questo c'ha un piruletto, guardate. Questo è un piruletto, già ce l'ha, ne manca uno. Qui ne mancano due, lì ce n'ho tre e quindi va benissimo. Ce li abbiamo tutti, dai. Quindi pure questo è facilissimo da sistemare. Adesso mi dedico subito, ci rimetto i piruletti a questo steccato e va bene. E poi manca soltanto da capire qua questo dove va, perché questo sicuramente deve andare da qualche parte ed è una sorta di interruttore di qualcosa che tra l'altro qui va tutto a volte, non riesco a capire, va qui, va, sì, va sul connettore E. Adesso cerco su internet un po' di informazioni riguardo al cucù della Disney, che questa è una cosa veramente spettacolare. Farlo rifunzionare per me sarebbe una grande grande conquista, Cioè, diciamo che ha funzionato per pochissimo tempo perché non manteneva la carica quel pacco batterie, quindi per un breve tempo l'abbiamo visto funzionare io e mia moglie, però non durava 5 minuti e poi non funzionava più. Che è una pecca di questo, secondo me è una pecca, perché tutto questo lavorone enorme poi dipende da un pacco batterie. Bisognava farlo direttamente solo a corrente, magari alimentato da uno di questi alimentatori, e uno trovava il modo, lo appendeva e poi faceva passare il filo un po' nascosto ed era alimentato a 220. Invece così questo è totalmente alimentato a batteria con una mezza torcia che gli fa mantenere l'ora e con un pacco batterie, diciamo addirittura 1000 mAh, che secondo me è pochissimo. Adesso non lo so, ma questo è così. Vedete, NIMH 6 volts 1000 mAh, che secondo me è molto poco. E, e niente, è con questo che fa muovere tutti i motori, tutto quanto l'ambaradam viene mosso da questo. E secondo me non va bene, no, non va bene. Vabbè, staremo a vedere, vi terrò aggiornati. E comunque questa è, diciamo la quinta live consecutiva che riesco a fare, sono molto contento di questo. Ok, allora abbiamo fatto una live così 3 quarti d'ora insieme per riesumare questo QQ, come avevo detto. Adesso la prossima volta che lo vedrete vi darò delle informazioni maggiori su questo QQ, come quando è uscito. Vedete, è De Agostini, come vi avevo detto. Qui finalmente compare il logo De Agostini e comunque è qualcosa di veramente veramente spettacolare. Guardate, con tutti i personaggi viene alla fine un signor cucù. Vedete?
è veramente spettacolare. Allora, quindi è mia intenzione farlo rifunzionare quanto prima. Quando arriverà il pacco batterie farò un'altra live dedicata al QQ. Vedremo, attaccando il pacco batterie, attaccando l'alimentatore, aspettando, tanto il pacco batterie di solito arriva sempre un po' carico, aspettiamo quel quarto d'ora che gli dà un po' più di carica e vedremo poi di metterlo in orario e di farlo funzionare sul piano, quindi sul tavolo. Poi quando è, diciamo, è tutto montato, tutto, con tutti i personaggi, tutto montato, allora poi attaccherò la parte sotto e l'appenderemo al muro con mia moglie. Troveremo un posto dove appenderlo perché è veramente bello da vedere. Ok? Io vi ringrazio di essere stati qui con me anche per questa live dedicata a diciamo, a un oggetto Disney che in pochi hanno e in pochi conoscono, proprio per il suo elevato costo, perché erano tante uscite 2 volte al mese e quindi in pochi se lo sono potuto permettere questo QQ della Disney. Io ce l'ho completo, va fatto funzionare. Lo faremo funzionare. Per adesso vi ho fatto vedere tutti i personaggi uno a uno, vi ho fatto vedere il QQ, diciamo, montato all'80%, perché manca questa staccionata, come vi ho detto, mancano dei pezzi all'80%. Vedremo in una prossima live come farlo funzionare. Ok, vi ho fatto vedere anche un po' di documentazione. Se volete farvi uno screen, vi faccio rivedere sia questo che è l'oggetto completo, se volete farvi uno screen, e qui dietro c'è l'elenco di tutti i pezzi e di come assemblarli. Ok? Ok. Grazie mille quindi di essere stati qui con me. In chiusura di live io vi invito a visitare i miei siti www.classe74.it o www.legolando.it, c'è anche www.renij.it, poi un altro a cui sono molto affezionato è www.starwarsstore.it, www.magliettevintage.it e l'ultimo ma non di importanza è www.ilmondodelvinile.it. Grazie mille di essere stati qui con me, vi lascio con la mia solita sigletta e ci vediamo presto proprio per parlare ancora di questo QQ della Disney, orologio QQ Disney De Agostini. Ciao a tutti, grazie!